Seconda corsa dall'Arcoveggio. Vediamo se la partenza subirà qualche ritardo o no. Quindi seconda corsa con puledri di 2 anni al via, sono 8 dopo il ritiro di Costa Magna Pax. Lo schieramento Century S, Corinne USM, Kate Laxmi, Corrivia Font, Cartagena Pax. In seconda linea Capitanaz, Chapter AS e Carinissima OP. Questi ultimi due al debutto, Chapter AS e Carinissima OP. I favori sono per Corinne USM numero 2, Giampaolo Minnucci, Kate Laxmi, l'alternativa principale numero 3. Macchina che accelera, la velocità iniziale di Corrivia Font che però si getta di galoppo e così al comando va subito Century S. Numero 5, Corrivia Font, USM. squalificato. Mentre più indietro c'è anche Kate Laxmi che ha problemi. In terza posizione dovrebbe essere Capitanaz. Numero 3, Kate Laxmi, squalificato. 200 iniziali in 14,8 la squalifica, quindi per Kate Laxmi. In seconda posizione rimane Corinne USM davanti numero a 9, Capitanaz. Carinissima OP, squalificato. Gli altri a seguire, il quarto iniziale intanto in 34, la squalifica anche per Carinissima OP. Sono rimasti praticamente in 5 chiusi da Chapter AS, che è l'altra debuttante. Intanto esce all'esterno Cartagena Pax. Completamento dei 600 in 46,7, davanti alle tribune in vantaggio Century S nei confronti di Corinne USM, Cartagena Pax che avanza all'esterno, alla corda c'è Capitanaz, poi più indietro rimane Chapter AS, il quintetto dopo 800 metri in 1-2-2 con Cartagena che attacca. Respinge però per il momento l'affondo Century S. Davide Nuti deciso nella sua corsa di testa, completa il chilometro in 1.17,4, a contatto si mantiene Corinne USM, questi tre prendono vantaggio a 500 dalla conclusione. In quarta posizione rimane più discosto Capitanaz davanti a Chapter AS, 400 alla conclusione, 14,5 il parziale con il Century S che allunga. La battistrada sbaglia invece Cartagena Pax. Numero 6 Cartagena Pax, squalificato. Corinne USM cerca di avvicinarsi, sbaglia in testa anche Century AS numero e lascia al comando Corinne Century AS, squalificato. Ultimi 100 metri di gara, Corinne USM e Capitanaz. Corinne U si difende e vince da Capitanaz che finisce una lunghezza, mentre per il terzo dovrebbe essere il numero 8 Chapter AS, perché Cartagena Pax dovrebbe essere stata squalificata. 1.16,9 sono arrivati praticamente in 3, 31,5 a chiudere la portata a casa. Comunque Corinne USM, Giampaolo Minnucci alla quarta uscita in carriera coglie la prima vittoria. Secondo posto per Capitanaz, mentre al terzo Chapter AS. Nonostante sia preceduto da Cartagena Pax, che però, come detto, doveva essere squalificata. Il successo quindi per Corinne USM, Love You e Red Rose RSM, Giampaolo Minnucci in sediolo per il training di Tiberio Cecere, la quota di 2,64.